Questa trasmissione è offerta da Futuragra. Buongiorno e benvenuti al campanile della domenica. Oggi siamo nella splendida San Daniele del Friuli per la 34esima edizione di Aria di Festa. Abbiamo seguito l'inaugurazione venerdì sera, ma oggi sarà l'occasione anche per conoscere le associazioni del territorio e entrare un po' nel dettaglio di quella che è San Daniele del Friuli e le sue eccellenze. Protagonista assoluto naturalmente il prosciutto, ne parliamo con il sindaco Pietro Valent, soddisfatto per queste prime giornate di Aria di Festa. Sì, benvenuti intanto ai telespettatori di Telefriuli. È una giornata, questa della domenica clou per Aria di Festa, per questa kermesse. La partenza venerdì è stata col botto con la madrina Diletta Leotta e niente, tante associazioni che stanno animando questa kermesse, perché c'è il prosciutto al centro, ma ci sono tutta una serie di attività anche culturali che portano San Daniele di nuovo al centro del territorio collinare. Quindi naturalmente non solo prosciutto di San Daniele, ma tantissimi eventi collaterali che rendono ricca davvero questa kermesse. Parlavamo di Diletta Leotta, poi vedremo anche il contributo filmato con lei, però San Daniele del Friuli è davvero splendida da conoscere, i friulani naturalmente la conoscono, ma questa è l'occasione, Aria di Festa, per portare anche tanti stranieri. Questa mattina quando arrivavo ne ho trovati diversi. Sì, molti tedeschi, molti turisti che vengono da fuori, ma anche tanti emigranti italiani che nel periodo estivo rientrano in patria e a San Daniele passano sempre per assaggiare il prosciutto. Come si diceva, non solo prosciutto ma anche cultura. Abbiamo una bellissima biblioteca guarneriana, la chiesa di Sant'Antonio Abate, la chiesa del Castello, e quindi San Daniele è una città che può offrire tanti servizi e può attrarre turisti sia di tipo enogastronomico che di tipo culturale. E guardate quanta gente sta arrivando, il prosciutto lo mangiano dalla mattina, ecco, vedete che arrivano delle persone a mangiarlo, insomma si avvicina a mezzogiorno, però è da un po' che io vedo mangiare il prosciutto. Poi naturalmente ne parleremo con il direttore del consorzio prosciutto San Daniele. Queste 3 giornate sono andate benissimo, ma nella novità di quest'anno è il treno storico. Abbiamo anche delle immagini che fanno riferimento al treno storico che coinvolge diversi territori del Friuli. Ecco, il treno storico è la novità di questa kermesse, si chiama Treno Aria di Festa, è partito da Treviso stamattina alle 7 e qualche cosa e arriva a Cornino alle 12. Dopodiché arriveranno queste quasi 300 persone qui a San Daniele per gustare la festa, quindi una giornata che inizia per loro alle 7 di mattino, finisce alle 8 di sera con rientro a casa, è una giornata tutta intera qui a San Daniele e quindi è un'iniziativa molto interessante che riproporremo l'anno prossimo senz'altro. Bene, e adesso naturalmente andiamo a vedere il contributo filmato, perché poi il sindaco rimane con me, mi presenterà le diverse associazioni, la Proloco, non solo, anche Donne Digitali, che è un'associazione di donne davvero interessante che poi avremo modo di conoscere. Andiamo a vedere l'arrivo di Diletta Leotta proprio qui venerdì sera nel corso dell'inaugurazione, davvero un successo strepitoso, la giornalista Sky è bellissima oltre che brava e quindi non potevano mancare i supporter. È piaciuto molto, è piaciuta tantissimo, il tempo poi ci ha aiutato in questi 3 giorni e quindi siamo partiti col piede giusto e abbiamo ancora una giornata e mezza che faremo la grande senz'altro. Diletta Leotta. Guardate col microfono, dai. Diletta, una battuta. Trovata bene a San Daniele? Benissimo, è meravigliosa questa città. Il prosciutto ti è piaciuto? Ancora non l'ho assaggiato. La prima volta in Friuli? Sì. Anche perché per un momento avete rischiato di passare a trovarmi nella casa della Serie B. Però ce l'avete fatta, vi siete salvati, quindi bravi, in bocca al lupo per la prossima stagione, che possa essere ottima per l'Udinese. Grazie dell'augurio, con questo augurio sicuramente sarà un campionato di grande livello. Ma adesso, per mantenere anche la puntualità friulana e la precisione della manifestazione inaugurale di Aria di Festa, ci apprestiamo al taglio della prima fetta, che è il momento un po'
topico di questa serata. Quindi, scorri col coltello avanti e indietro, di più. È sottilissima, benissimo. Bravo. Professionista come non se ne sono viste prima. Bravissima. Questo è l'inizio di Area di Festa del 2018. Con questa prima fetta, buon appetito a tutti. Sì, si sente bene. Chi la vuole? Ne tagliamo un'altra che forse viene più sottile. Sottilissima, grossa. Perfetta. È dolce anche grossa. Poi abbiamo stappato anche col vino di Area di Festa. Ha detto che è buono. Forse non calici per tutti, speriamo. Ci sono. Si può prendere con la sinistra. Fai il sorriso con una fetta in mano. Rifacciamo il taglio, perché tutte le foto. Devo dire che la terza fetta è diventata impeccabile. Questa secondo me questa Diletta puoi andare, questa puoi mangiare. Sì, se può fare. Questa è perfetta, Questa dai. è perfetta. Girati. La devo lanciare nel pubblico. E speriamo che l'augurio all'Udinese di Diletta Leotta porti davvero bene a questa stagione all'Udinese. Mario Cicchetti, direttore generale del Consorzio Prosciutto San Daniele, l'abbiamo visto sul palco proprio con Diletta. Davvero un'inaugurazione che ha avuto gran successo. Diletta, oltre che brava giornalista Sky, davvero molto bella, è stata anche simpatica a fare questo augurio all'Udinese. Sì, ha fatto questo augurio all'Udinese, ha fatto questo augurio di buon auspicio per questa 34esima edizione di Area di Festa, che ci ha portato bene, perché venerdì sera c'erano quasi 2000 persone a coglierla mentre tagliavamo la prima fetta di questa edizione del 2018, e poi ieri sabato è continuata la giornata con un crescendo di ospiti che ci hanno raggiunti. Il tempo è stato meraviglioso, fresco, tempo per stare all'aria aperta, per degustare il San Daniele nelle sue migliori condizioni. Abbiamo già dati positivi, era un più 20% rispetto all'anno scorso. Stamattina anche abbiamo un indicatore, noi abbiamo ormai dopo tanti anni abbiamo abbastanza una quotazione obiettiva degli ospiti, e già si vede stamattina che sarà una domenica abbastanza affollata e popolata quella di San Daniele. Sicuramente il segreto è il prosciutto di San Daniele, ma come fare per rendere sempre più innovativa una stagione? Insomma, sono 34, sono tante, e riuscire a portare avanti un successo non è semplice. Sì, diciamo che sicuramente il pezzo forte è di poter mangiare un prodotto tipico, degustarlo a casa sua. Questa è la cosa che è il trait d'union di tutte quante le edizioni che abbiamo passato in questo trentennio. L'altro aspetto è quello di seguire un attimino le tendenze, le mode. L'Area di Festa è profondamente cambiata. 2 anni fa abbiamo introdotto questa novità di coinvolgere direttamente gli esercenti, i ristoratori e i gestori delle osterie di San Daniele. Il Consorzio ha cercato di ampliare anche la platea dei nostri visitatori sui moderni mezzi di comunicazione, i social, il web, quindi è un collegamento tra comunicazione e eventi che fai sul territorio. L'altro aspetto importante è raccontare il San Daniele, ma raccontarlo anche abbinando la cultura a momenti di divertimento. È un grande convivio che però si fa con un prodotto che ha una grande matrice culturale, un grande legame con questo territorio. Invece come sta andando il comparto? Va bene, abbiamo chiuso un 2017 in netta crescita, 3 punti abbiamo guadagnato rispetto al 16 come le vendite, in volume sono più alti, in valore sono più, in volume 3%, in valore 5%, quindi diciamo dal punto di vista della remuneratività del prodotto è positiva. L'export ha dato dati molto rassicuranti, siamo ormai arrivati a oltre il 18% del San Daniele esportato principalmente Francia, Germania, Stati Uniti, Australia, Nord Europa, quindi siamo presenti un po' nell'Occidente in maniera piuttosto diffusa.
I buoni dati produttivi abbiamo i primi 4 mesi, dati fino ad aprile del 2018, anche qui la crescita produttiva è intorno al 5%, le vendite vanno bene, quindi abbiamo una prospettiva assolutamente rassicurante. È importante che il prosciutto faccia da traino di questa filiera, perché ricordiamo che sottende a 4.000 allevamenti di suini che si trovano in Italia, a circa 100 macelli e oltre 31 produttori che abbiamo qui nella nostra città, quindi siamo una catena di valore importante che ha anche un forte valore economico e sociale per il nostro territorio. Dati positivi che fanno bene insomma alla regione. E non solo, però insomma San Daniele non è solo prosciutto, vero? Però soprattutto oggi per gustarsi il prosciutto di San Daniele. Beh, San Daniele non è solo prosciutto, è area di festa, lo dimostra, è turismo, è poter vedere bellezze artistiche, questo luogo è la nostra regione, quindi è un binomio che si rafforza di anno in anno e che fa di questo centro, di questa zona del Friuli Collinare un obiettivo turistico importante. Da sempre abbiamo avuto una forte sensibilità anche verso l'aspetto turistico, perché ovviamente il prodotto è un alfiere, il prosciutto di San Daniele è un alfiere di questa città, ma è la città che è un elemento di attrattiva, non dappertutto puoi trovare una tavola imbandita che mette a disposizione tutta la sua piazza, tutte le sue vie principali e si mette a disposizione dei visitatori. A San Daniele siamo abituati a farlo, è un indice, una cifra di ospitalità che diamo ai nostri visitatori, credo che sia anche un buon biglietto da visita per la nostra regione. Grazie al direttore Cicchetti, buona area di festa anche per oggi e per domani, perché continua. Grazie, vi aspettiamo numerosi perché a San Daniele si sta bene, oggi c'è un bellissimo sole, il clima è fresco e prosciutto ce n'è tanto per tutti. Andiamo a conoscere un'altra realtà, eccellenza del posto, Friultrota, e poi pubblicità ritorneremo in diretta da San Daniele. Da molto lontano, stiamo parlando di più di 30 anni di storia, 40 dall'allevamento sostanzialmente e 31 da quando abbiamo cominciato, abbiamo fatto una scommessa devo dire, proponendo la trota affumicata come alternativa ad altri prodotti più famosi affumicati, diciamo scherzando ma non troppo, perché credo che solo di trota ci sia una dozzina di prodotti, dall'affumicato freddo all'affumicato caldo, alle uova di trota, ai marinati, al salame di trota, ai bocconcini in agrodolce, patè, le creme, insomma ci siamo dati da fare. Riusciamo a coprire diciamo, un pranzo dall'antipasto escluso il dolce, fino alla fine, ecco, fino al secondo. Devo dire una cosa molto importante che è poco conosciuta in Friuli. Tutti dei Friuli conoscono il vino, il formaggio, il prosciutto, giustamente, visto che siamo a San Daniele. Pochi sanno che Friuli è la regione più importante in Italia per la produzione di trota e stiamo parlando di circa 1/3 della produzione nazionale, parlo del Friuli in generale naturalmente. In questo contesto noi lavoriamo la trota iridea salmonata, per fare tutti i prodotti di cui parlavamo prima. L'allevamento è nato nei primi anni 70, i primi esperimenti di trasformazione in modo molto, molto empirico, molto così, è nato per hobby tra l'altro, che poi è diventata una scommessa e poi è diventato il nostro mestiere sostanzialmente. E, diciamo, i primi esperimenti di trasformazione sono stati fatti nella fine anni 70 e l'attività in modo organizzato è partita nell'84 sostanzialmente come Friultrota. Più di 30 anni e siamo ancora qua, quindi vuol dire che qualcosa di buono è stato fatto per strada. Siamo a San Daniele, in via Unedis, nella zona dei prosciuttifici, tanto per rimanere collegati al re di San Daniele. È vero, qui in effetti mentre nei negozi, nei ristoranti si trovano alcuni dei prodotti che noi facciamo, qui si può trovare l'intera gamma. L'intera gamma vuol dire non solo i prodotti a base di trota di cui abbiamo parlato, ma anche altri pesci che nel frattempo abbiamo aggiunto per ampliare appunto la scelta. E gli altri pesci possono essere il branzino, l'orata, sempre lavorati da noi naturalmente, la ringa sciocca che ha un discreto successo, e poi una serie di altri prodotti che vengono abbinati ai nostri, tipo per esempio le acciughe del Cantabrico, che sono una chicca molto particolare. Ecco. E devo dire che negli ultimi anni anche a livello istituzionale è stato fatto molto, anche, diciamo, è stata promossa e fatta conoscere questa produzione importante che nel nostro caso poi ci porta a un prodotto di nicchia, un prodotto con grande valore aggiunto, che però insomma nulla toglie a tutto quello che è la produzione regionale. Ed eccoci di nuovo assieme in diretta da San Daniele per questa nuova puntata del Campanile della Domenica, 34esima edizione di Area di Festa. Caterina Romagna è la presidente della Proloco di San Daniele. La Proloco naturalmente fa parte attiva dell'organizzazione della Kermesse. Com'è andata?
Sì, assolutamente, anche noi collaboriamo con il Consorzio e con il Comune per la, spero, bella e buona riuscita della manifestazione. E direi che è andata bene, il tempo ci ha sostenuti sicuramente con questo clima non troppo afoso, per cui insomma è anche l'ideale per il prosciutto. E anche qua in piazza adesso c'è molta gente che sta degustando il nostro prodotto, per cui noi siamo sicuramente contentissimi. Bene, la Proloco che cosa fa di preciso ad Aria di Festa? Avete anche uno stand? Sì, noi gestiamo il food truck di Aria di Festa, che poi è anche quello che porta, che attraverso il consorzio, insomma, porta il nome del San Daniele in tutta Italia. E lì offriamo naturalmente il nostro prosciutto, anche abbinato col pane, con panini, e poi gestiamo tutta l'area della discoteca, per cui per i giovani pensiamo anche a loro, con bella musica la sera. E gestiamo anche gli infopoint per accogliere al meglio tutti i turisti che arrivano da noi. Ecco, tanti stranieri anche arrivano, vero? Ne ho visti stamattina quando arrivavo. Sì, sicuramente abbiamo tantissimi ospiti, soprattutto dall'Austria, che vengono a trovarci ogni anno, però io ho sentito parlare anche altre lingue, olandese, inglese, americani anche, sì, abbiamo una bella presenza anche di stranieri. Chiedo al mio regista Tommaso Ravo di proporre anche in copertura ogni tanto le immagini di alcune foto storiche di San Daniele per farvi vedere anche come è cambiata negli anni. Le hanno trovate nell'archivio del comune, naturalmente, dell'amministrazione comunale che ce le ha inviate, per cui è bello anche far vedere come è cambiata San Daniele e come i giovani riescano a partecipare a queste iniziative. La Proloco è così giovane ed è bene che sia vicino al territorio e alla comunità. Sì, noi siamo una Proloco nuova, abbiamo cambiato il direttivo soltanto da pochi mesi e siamo molto giovani, di questo sono molto orgogliosa e veramente abbiamo molta passione, e ci piace il nostro paese, ci piace portare il nome di San Daniele, il nome dei nostri prodotti, non solo in Friuli, ma siamo andati anche fuori regione, per cui questa è la nostra missione. E poi naturalmente noi gestiamo come Proloco anche l'ufficio turistico, quindi siamo attivi anche nella promozione proprio turistica, organizziamo visite guidate, anzi con l'occasione approfitto anche di invitare chi fosse interessato. Questo pomeriggio abbiamo l'ultima visita guidata all'interno di Aria di Festa alle ore 15, per cui chi volesse partecipare è una bella occasione per scoprire i tesori di San Daniele. Brava, e poi terminata Aria di Festa ci sono altre iniziative della Proloco? Assolutamente, noi non ci fermiamo mai. Per quest'estate abbiamo in programma, ormai insomma è da qualche anno che proseguiamo con questa tradizione dei teatri nei borghi, ovvero per tutti i giovedì di luglio e agosto organizzeremo dei teatri all'interno delle corti più caratteristiche di ogni borgo di San Daniele, teatri in friulano, comici, quindi per passare una bella serata divertendosi all'aria aperta. Bene. Complimenti alla Proloco di San Daniele, vi invito ufficialmente a Lo Sapevo, lo dico in diretta, così da settembre quando ripartiremo vi chiameremo e farete parte del nostro progetto televisivo. Grazie. Sicuramente ci vedremo su questi schermi, allora a presto. Bene, andiamo a vedere un contributo filmato per conoscere un'altra realtà importante del posto, Prosciuttificio Coradazzi. Siamo all'interno della cantina del prosciuttificio Coradazzi di via Kennedy a San Daniele. In queste ore si celebra Sua Maestà il prosciutto di San Daniele. Coradazzi, perché il prosciutto di Coradazzi stacca rispetto agli altri? Ma io ritengo che il nostro il risultato che noi abbiamo ottenuto negli anni sia sicuramente fattore non solo di una cosa ma di tante cose messe assieme. Sicuramente una selezione della materia prima è basilare, come anche l'attenzione, l'accuratezza nelle lavorazioni, la cura che noi ci mettiamo anche nei più piccoli particolari. La materia prima è italiana, di suini nati, allevati e macellati in Italia, per cui tutto il ciclo vitale dell'animale dal momento della nascita fino all'abbattimento viene fatto in Italia, in 11 regioni del centro-nord. Aziendalmente la materia prima la compriamo prevalentemente da Lombardia e Emilia, che riteniamo siano le zone in cui si trovano gli allevamenti migliori per quello che è la mia esperienza, il mio credo, per ottenere il massimo di un prosciutto di San Daniele. Io ho un prosciuttificio, chiamiamolo vecchio stampo, artigianale, come si faceva una volta, in cui tutta la stagionatura viene fatta
chiamiamola al naturale, cioè io controllo umidità e temperatura esclusivamente aprendo e chiudendo le finestre dei miei saloni. Questo porta a delle variazioni climatiche di umidità, di temperatura nell'arco dell'anno. I prosciutti che io stagiono in un certo senso patiranno il freddo d'inverno, il caldo d'estate, periodi di umido o altri di asciutto. Questo porta la carne a stagionare, a diciamo dilatarsi in periodi di umido, compattarsi in periodi più asciutti o freddi e li fa lavorare come un atleta, per cui diventano molto tonici, molto diciamo così particolari, e questo permette di sviluppare quegli aromi, quei profumi che un buon prosciutto deve avere, e secondo me si ottengono lavorandoli come una volta, proprio al naturale. Anche perché gli aromi e i profumi che si sviluppano in ogni cantina, in ogni prosciuttificio, sono unici. È uno dei misteri di San Daniele, per cui il prosciutto che faccio io avrà un aroma, delle caratteristiche soltanto mie, che nessuno può imitare. Il profumo effettivamente è inebriante, voi che siete a casa non potete assaporarlo, ma venite al prosciuttificio Coradazzi. Concludendo, voi avete avuto anche un riconoscimento importante. Sì, noi abbiamo avuto diversi riconoscimenti. Quello che a noi fa più piacere è stato il fatto che il Gambero Rosso, in una degustazione alla cieca dei vari prosciutti di San Daniele, ha ritenuto che il nostro fosse il più buono, il migliore di tutti quanti. E 2 anni dopo c'è stato di nuovo un altro riconoscimento in cui sempre il Gambero Rosso, quando ha fatto la guida di tutte le aziende dell'alimentare, dei salumi in Italia, le 27 aziende in tutta Italia riconosciute il top del gamma, noi siamo una di queste 27. Ed eccoci di nuovo assieme in diretta da San Daniele, 34esima edizione di Area di Festa. Nicoletta Di Leno è la coordinatrice del progetto Donne Digitali per lo Sviluppo. Abbiamo anticipato prima qualcosina con il sindaco, ma parliamo nel dettaglio di questo progetto che vi vede coinvolte diverse donne. Sì. Dunque siamo un collettivo di circa 50 donne che provengono da San Daniele e paesi limitrofi. Il promotore del progetto è il comune di San Daniele, ma è sovvenzionato e finanziato dal Comitato Pari Opportunità. Il progetto in sé si propone di incentivare la cultura digitale, quindi mettere in contatto le persone attraverso i sistemi digitali, ma anche incentivare il commercio e aiutare le singole piccole realtà artigiane al femminile nel commercio online, quindi vengono tenuti dei percorsi informativi e formativi per quanto riguarda piattaforme online. Inoltre la nostra grande ambizione è quella di creare prima un negozio che possa raccogliere tutte queste belle realtà, facendo vedere proprio le donne all'opera, in vetrina, produrre proprio effettivamente i loro prodotti, e questo potrebbe diventare proprio un'attrattiva turistica per il paese e anche per il circondario, ma l'ambizione poi è di replicare questa cosa in altre realtà anche fuori San Daniele. E ci sono degli oggetti che voi avete creato per l'occasione, in particolare vediamo Davide Modotto se riesce a inquadrarlo, questo ciondolo. Sì. Questo ciondolo è un ciondolo che è a simbolo così è stato creato da un'artigiana, Silvia Fabbro, che è a simbolo della città di San Daniele, in quanto sì, rappresenta stilizzato la sagoma di un prosciutto di San Daniele. Poi abbiamo tanti altri esempi, perché le artigiane sono tantissime, dalla floricoltura alla produzione di tessili per bambini, abbigliamento, altri gioielli, ricami, cioè veramente un purpurì abbiamo avuto un'adesione incredibile. Questo proprio significa che il bisogno di fare gruppo, network è grande ed è stato incontrato questo bisogno col progetto. Ed è importante fare squadra tra donne, vero? Vediamo altri oggetti. Questa collana, lei si chiama? Elena, sono della Elise Bijou ed è una collana realizzata in argento, poi realizzo anche con pietre dure, argento e altri materiali sempre pregiati. Poi vediamo altri, venivi qui avanti, altri, tanto
Passa tanta gente, vedete il successo di Aria di Festa, quanto via vai c'è, non si accorgono che siamo in diretta, ma questo è il bello della diretta. Questi e altri oggetti che avete creato? Sì, allora io non ho i miei oggetti, io sono Cuci Creando, io realizzo cose per bambini, quindi non potevo portarli qua in questo momento. Questa è una collana sempre di Eli, mentre questo qua è il nostro logo delle donne digitali ed è stato fatto da Michelangelo Ricami, che è una delle ragazze che partecipa con noi al progetto. Bene. Tu hai braccialetto e orecchini. Sì, in realtà io produco più che altro oggetti per la casa, arredamento, non potendoli portare su, ma ho comunque addosso anche la mia linea di bijou, sì. Bene. Comunque il corner è qui dietro, per chi fosse interessato. E comunque l'idea è di proseguire in questa attività, quindi prossimamente saprete di noi, perché l'idea è di creare un corner stabile a San Daniele e ci troverete presto. Quindi donne digitali per lo sviluppo, fate squadra tra donne, insomma è davvero una bella iniziativa questa. Sì. E continuano ad arrivare donne nuove, per cui veramente non sappiamo come frenare questa ondata di entusiasmo che c'è. Bene, però tutte di San Daniele o anche zone limitrofe? Anche zone limitrofe, arriviamo fino a Udine. E questo è interessante. Sì, perché tutti mi chiamano per chiedere possiamo esserci anche noi, e quindi dire di no in questo caso sarebbe sbagliatissimo, insomma, perché se stiamo facendo gruppo bisogna farlo, anche se è grande. Per chi fosse interessato a contattarvi, avete una pagina Facebook, un sito internet? Abbiamo la pagina Facebook, Donne Digitali San Daniele, e basta per il momento. L'idea è comunque di creare anche un sito internet più avanti. Sì. Grazie Nicoletta e in bocca al lupo per il vostro progetto. Grazie a voi, grazie. Pubblicità, poi ritorneremo in diretta da San Daniele. Ed eccoci di nuovo assieme in diretta al campanile della domenica da San Daniele. Parliamo con Francesco Missarino, il direttore dell'Istituto Tecnico Nobile di Fagagna. Parliamo di aeronautica e del successo del vostro istituto. Abbiamo anche delle immagini bellissime che fanno vedere questi giovani che si avvicinano a diventare dei piloti. Certo, sì, noi siamo presenti qua sul territorio, proprio a pochi chilometri qua da San Daniele a Fagagna, da circa 8 anni, però in realtà il nostro istituto nasce oltre 20 anni fa con la nostra sede di Roma. Nel frattempo abbiamo aperto anche un'altra sede a Reggio Emilia, ma proprio qua in Friuli, che è una terra famosa insomma, per l'aviazione, per gli aviatori, noi abbiamo messo le nostre radici appunto 8 anni fa e cerchiamo di avvicinare i ragazzi a quello che è il mondo aeronautico, che è un mondo molto vasto, si va non solo dal pilota ma anche gli assistenti di volo, controllori del traffico aereo, manutentori, insomma cerchiamo veramente di dare una ventagliata di opportunità e di possibilità a questi giovani ragazzi. Quindi prendiamo appunto gli studenti a partire dal finita la scuola media, quindi dalla prima superiore, in 5 anni li facciamo crescere per diventare piloti, se il loro sogno è questo, e di solito insomma è questo qua insomma il motivo per il quale si avvicinano alla nostra realtà, ma prepararli per qualsiasi eventuale opzione, quindi anche il mondo universitario per noi è una scelta, insomma oggi come oggi i ragazzi partono con dei sogni, con delle speranze che magari pian piano si trasformano o si modificano, quindi noi diamo tutto quello che è la nostra possibilità insomma per poterli far diventare piloti. Abbiamo le nostre basi di volo in Florida e a Malaga, dove proprio in questo periodo qua oltre 40 studenti si stanno preparando e addestrando per conseguire i loro brevetti, quindi ragazzi che hanno 17 anni, poco di più, stanno già volando e si stanno preparando appunto per questa carriera, che è una carriera che in questo periodo dà veramente tantissime possibilità a famiglie e a studenti, perché è un periodo di boom dove le compagnie aeree prolificano e sicuramente la possibilità di impiego subito dopo il diploma è veramente ai massimi storici per quanto riguarda insomma questa scelta. Quindi anche il numero di iscrizioni è in aumento anche per il mondo femminile, quindi non solo uomini si avvicinano al mondo dell'aeronautica, anche le donne. Certo, noi abbiamo sempre diciamo circa un 10% delle ragazze che si avvicinano a questo mondo principalmente per cercare di proseguire nel settore quello dell'assistente di volo, però scoprono facilmente e molto presto insomma quanto è bello anche poter pilotare un velivolo. In diretta ci spostiamo esatto. Perché c'è tanta gente a San Daniele. Esatto, e quindi diciamo che nell'arco dei 5 anni pian pianino scoprono quanto è bello stare ai comandi di un velivolo e molto spesso ne escono fuori come piloti, quindi attualmente abbiamo circa un'ottantina di studenti nella nostra sede qua e quasi 400 studenti in tutta Italia. Le cose più importanti
oltre al percorso aeronautico sono anche il fatto che diamo certificazioni della lingua inglese, che come ben immaginerete è importantissimo per il pilota e non solo, certificazioni della competenze informatiche, e oltre a questo tutto un ventaglio, insomma, di opportunità, di opzioni e possibilità per gli studenti, ma sicuramente l'aspetto che ci tengo più, insomma, a sottolineare è il fatto che noi seguiamo tantissimo i ragazzi, quindi in cambio di disciplina e passione, che è l'unica cosa che noi richiediamo a questi studenti, insomma giovani futuri piloti, noi diamo la possibilità di essere seguiti in una maniera, diciamo, mai vista prima, diciamo così, anche le famiglie di sentirsi partecipi di un progetto che in 5 anni vedrà i loro ragazzi trasformarsi da bambini ad adulti e a piloti. Riuscite a crescerli e dare anche una buona prospettiva professionale. Certamente, come dicevo prima, il periodo è magico per quanto riguarda il settore aeronautico, nei prossimi anni ci serviranno veramente tantissimi piloti, ma non solo, quindi anche gli stage che facciamo fare presso gli aeroporti internazionali a Treviso, a Venezia, servono proprio per avvicinare questi studenti a vedere un mondo, un settore che è molto vasto, talmente vasto che gli permetterà veramente di avere infinite scelte e soprattutto un impiego rapidissimo. Per noi mediamente circa un anno dopo la conclusione del diploma i ragazzi sono impegnati o come piloti, come manutentori, fanno i concorsi per diventare piloti militari, insomma, e quindi abbiamo sempre ragazzi che sono ben soddisfatti e famiglie veramente contente. Bene, chi fosse interessato a contattarvi può farlo attraverso il vostro sito internet? Certo, la cosa più semplice è il sito internet, è www.istitutonobile.it, attraverso i social, oramai insomma un mezzo più semplice, oppure venendo a trovarci direttamente a Fagagna, siamo in via Spilimbergo 202, siamo sempre disponibili a far vedere un pochettino la nostra realtà, a far volare i ragazzi sui simulatori e avvicinarli a questo mondo. Bene, complimenti davvero per questa opportunità che date ai giovani. Grazie mille, un saluto a tutti quanti. Ed ora andiamo a conoscere un'altra naturalmente eccellenza del posto, la Biblioteca Guarneriana, nel servizio. A San Daniele naturalmente andiamo a presentarvi la Biblioteca Guarneriana, la biblioteca più antica del Friuli, con la direttrice, la dottoressa Elisa Nervi. Andiamo a dare qualche cenno storico sulla biblioteca per poi entrare nel dettaglio su alcuni manoscritti. Benvenuti intanto, siamo in Guarneriana giustamente, come giustamente lei diceva, una delle biblioteche più antiche d'Italia, biblioteche pubbliche più antiche d'Italia, sicuramente la più antica del Friuli Venezia Giulia. Ha una data di nascita che è il 1466, quindi abbiamo più di 550 anni, e il 1466 è l'anno in cui Guarnerio d'Artegna, a cui la biblioteca è intitolata, muore, lasciando alla comunità di San Daniele per lascito testamentario la sua collezione libraria, un numero esorbitante per l'epoca di manoscritti che superava i 170, che sono oggi conservati in Guarneriana. Ho portato giù dalla stanza blindata dove conserviamo alcuni pezzi della collezione di Guarnerio che con piacere vi mostro. Partiamo dal primo, che è questo, quello più grande e forse anche più antico. Sì, questa è forse il numero 1 della collezione di Guarnerio, è una Bibbia che arriva a Guarnerio per il tramite di Antonio Pancera, che è stato mentore di Guarnerio, alla cui morte il cardinale Pancera dona o comunque lascia agli eredi, e tramite gli eredi riesce ad arrivare nella collezione di Guarnerio. Per noi e per gli studiosi è nota come Bibbia bizantina, perché l'apparato decorativo appunto ha una serie di miniature bellissime e molto importanti che richiamano chiaramente lo stile orientale. È una Bibbia che risale all'ultimo quarto del XII secolo, quindi siamo nel 1175, è una Bibbia di una committenza altissima, quindi molto pregiata, è in formato atlantico, no? Lo vedete la dimensione della pagina. Cose curiose da dire naturalmente che il foglio così grande impone necessariamente la scrittura su colonne per essere agevolata, e è pergamena, e si vede chiaramente ancora lo specchio di scrittura che veniva tracciato nel preparare i fogli di pergamena prima che il copista trascrivesse il testo. Bellissimi anche i colori utilizzati. Sono conservati molto bene, c'è una foglia d'oro e una profusione di oro, di porpora e di lapislazzuli, che erano sicuramente materiali preziosissimi, no? Il blu è polvere di lapislazzuli, il porpora è da porporato, no? un colore estremamente importante, diciamo. È una Bibbia, come si può vedere, che era molto pregiata e che ha avuto delle mutilazioni, perché le miniature erano veramente molto belle, e
nei secoli sono state anche, alcune di queste sono state asportate. È sempre molto bello far notare il rumore della pagina. Ecco, questa è pergamena, questo crepito che fa la pergamena è determinato dal fatto che questa era la schiena di un animale, no? Questa era la schiena, la pancia di un animale, questa è appunto pelle. Andiamo ai giorni d'oggi, in riferimento alla biblioteca guarneriana e quindi anche alla digitalizzazione. Sì, i manoscritti che avete potuto guardare, diciamo, su questo tavolo, tranne il De Officis di Cicerone, ma gli altri due sono stati digitalizzati integralmente grazie a un progetto che è stato realizzato per i 550 anni della Guarneriana, quindi alla fine del 2016 con il sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia, e sono accessibili liberamente online gratuitamente sul nostro sito, quindi www.guarneriana.it. C'è un grosso movimento intorno a questo sito, abbiamo fatto molte cose, insomma, per cui vale la pena andare a curiosare la nostra teca digitale anche. Grazie. A voi. Non mancano gli eventi culturali anche all'interno della biblioteca guarneriana. Adesso avete visto proprio il servizio dedicato, ne parliamo con l'associazione culturale Leggermente, il presidente Renato Bernardi, il direttore artistico Paolo Patui. Poi con Paolo entreremo nel dettaglio degli appuntamenti, ma con il presidente presentiamo l'associazione. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie intanto di averci intervistato in questa bellissima occasione, in questa bellissima giornata anche. Mi piace ricordare chi siamo. Siamo un'associazione costituita ormai da più di 10 anni, collaboriamo in modo importante con il Consorzio che qui organizza questo bellissimo evento e con il Comune di San Daniele naturalmente, che peraltro è un nostro associato, ha costituito con noi l'associazione. La nostra voglia è di contattare gli ospiti culturali con un'anima diversa, dove esce l'anima della persona, non solo quello che c'è di esteriore, la chiamo la maschera io, facciamo togliere la maschera ai nostri ospiti, con la bravura di Paolo che adesso vi dirà come. È davvero bravo Paolo, ma noi siamo sconvolti da quanta gente ci passa vicino per buon prosciutto, mangi pure il prosciutto, prego, si accomodi, ci dobbiamo muovere per far passare la gente, questo è il bello della diretta di Aria di Festa. All'interno della biblioteca guarneriana adesso si sta tenendo proprio un evento. Sì, adesso c'è un incontro con Ornella Venica e con Emilio Rigatti, un viaggiatore in bicicletta lento e una produttrice di vino lenta, per spiegare come il Friuli sia una terra dove si possono sviluppare delle preziosità uniche proprio grazie a questo ritorno alla tradizione, a questa lentezza, a questo rispetto per la natura e per l'ambiente stesso. E poi naturalmente anche nel pomeriggio ci sono diversi incontri. Certamente, ormai noi da 2 anni coordiniamo una serie di pomeriggi in cui ci sono degli incontri con diversi artisti, diverse personalità. Oggi pomeriggio allo Splendor cominciamo alle 16, una coppia fantastica, Giuseppe Battiston, grande attore, Piero Sidoti, grande cantautore. A seguire si parlerà molto di bottecche, di ciclismo, di percorsi di salita in Friuli con il grande giornalista ciclistico italiano che è Claudio Gregori ed Enzo Cainero. E poi andiamo a parlare con Luca Mercalli, a parlare della bellezza del vivere in provincia, e chiudiamo con un concerto jukebox con Morgan che sarà a disposizione del pubblico per cantare le canzoni che lui chiama perfette, quelle che il pubblico gli chiederà. Quindi ce n'è per tutti i gusti come sempre, perché questo è lo stile Leggermente. Come riuscire a trovare ospiti che riescano anche a coniugare le eccellenze, insomma, del territorio? Beh, innanzitutto noi abbiamo tante eccellenze, noi pensiamo di non averle, però in realtà il Friuli è ricchissimo di eccellenze, basta cercare, basta volerle trovare, basta chiedere a loro di presentarsi, appunto come diceva prima Renato, con uno spirito sincero e vero, e insomma non è difficilissimo. Certo, c'è un lavoro di ricerca, di analisi fatta da me, dai miei collaboratori, da tutta Leggermente, con la convinzione però che il Friuli è un territorio pieno di grandi ed eccezionali eccellenze, basta trovarle e cercarle. E tu le trovi sempre, bravissimo. Non penso sì. Le trova sempre, Non so se è una qualità, insomma comunque è frutto comunque di un lavoro, non si costruisce un programma per caso, lo si costruisce appunto sondando, cercando, mettendo assieme, però è anche importante dire che Leggermente ormai è un marchio, per cui quando queste persone sono contattate sanno che vengono in un posto che cerca positività e cerca di portarla al pubblico in tempi in cui invece la negatività purtroppo
dopo impera. Come sono andate queste prime giornate? C'è stata la risposta del pubblico? Molto bene, moltissimo pubblico, sala sempre piena e siamo sicuri che sarà così anche oggi pomeriggio, perché gli ospiti sono davvero molto interessanti e toccano tanti campi. L'importante è essere trasversali, cioè coinvolgere vari interessi e metterli assieme in modo che uno possa scoprire interessi nuovi e quindi più emozionanti. Complimenti a Paolo Patui, grazie anche al Presidente Bernardi. Grazie a voi e venite a trovarci. Pubblicità, poi ritorneremo in diretta da San Daniele. Grazie. Grazie. Attraversati da tutti. Di nuovo assieme in diretta al campanile della domenica da San Daniele, presentiamo altre associazioni. Una sportiva che organizza il torneo dei borghi a San Daniele con i due Federico. Abbiamo due Federico che ci raccontano un po' quando si terranno e come è strutturato il torneo. È un torneo che è nato da un'idea di quattro amici davanti a una pizza e una birra. Erano tanti anni, 20-25 anni che non si riproponeva e abbiamo pensato bene di appunto riproporlo. Ecco, si tiene a giugno, quindi 15 giorni prima di Aria di Festa, è a 11, quindi riusciamo a mettere vicino quattro borghi che sono Borgo Sacco, Borgo Pozzo, Borgo Sopracastello e Borghi Riuniti. 4 squadre, sai, per fare una lista di giocatori ci sono 25 giocatori per squadra, non è facile ma è bello perché alla fine riusciamo in qualche modo a vedere tutti in campo e tutti partecipare a questo, secondo me, bel torneo. Ecco. E quindi coinvolgere i giovani del territorio, no? Che poi si mettono in sfida e poi diventa anche sentita con una sfida. Vero? Giovani e meno giovani, perché c'è una regola che le squadre devono avere in campo 3 over 40 e quindi è obbligatorio avere anche 3 vecchietti. Quindi i giovani ci sono, ma è bello anche unire tutte le età. Ecco. Quindi voi siete i giovani? Sì, noi siamo i giovani, ma come diceva appunto Federico è una cosa che comunque unisce la cittadina. Dopo è bella la rivalità, soprattutto è bello vincere, visto che abbiamo vinto noi, quindi... Che borgo siete? Noi siamo Borgo Riuniti, quindi abbiamo vinto noi, ma chiaramente prima e dopo è sempre comunque una festa con tutta la cittadina, con tutti. Questo è importante, no? Riunire un po' tutti i borghi e il paese. Esatto, poi ci ha dato una mano chiaramente l'associazione San Daniele Calcio, ci ha dato una mano il Dream Team che è un'altra associazione sempre calcistica, e il comune ci viene incontro sempre per queste attività e quindi è piacevole riunire tutti e far festa tutti insieme, ecco, soprattutto su un campo da calcio. Ecco. Luigino, associazione Due Pistoni. Di cosa si occupa? Noi facciamo è nata principalmente da me e dal mio socio Caminiti Alex. Io sono conosciuto a San Daniele come Missiot, ma conoscono tutti che è un soprannome di famiglia, no? E questa associazione è nata con un gruppo di motociclisti e noi facciamo questa festa il primo weekend di agosto ogni anno, è da 5 anni, e facciamo beneficenza al CRO di Aviano. Noi prendiamo il materiale che serve, e facciamo 3 giorni, vengono gruppi a suonare, ci danno una mano, insomma tante persone, e sì, a scopo benefico. Diamo una mano anche a altre associazioni che hanno magari bisogno di qualcosa, tipo gli asili o centro anziani, anche a Maiano abbiamo dato una mano. Quindi fate del bene non solo a San Daniele ma anche alle zone limitrofe. Noi vediamo dove serve qualcosa, magari tramite, perché siamo un gruppo di diversi paesi messi assieme, allora cerchiamo di vedere dove serve, dove hanno bisogno, insomma. Avete sede a San Daniele? Sì, la sede è a San Daniele. La festa viene fatta vicino al Palazzetto dello Sport, in un pezzo di terreno, lì montiamo dei tendoni e vengono gruppi a suonare, vengono tutti, partecipano dando una mano e non chiedono niente. Questo è importante perché bisogna fare del bene senza chiedere nulla in cambio. Perché meno chiedono e più noi riusciamo a dare una mano, più riusciamo a realizzare per quelli che hanno bisogno. Bravo Luigino. Grazie.
Grazie ragazzi, adesso andiamo a vedere un contributo filmato per conoscere meglio San Daniele nella scheda e poi ritorneremo in diretta da qui con altri ospiti. Situato in provincia di Udine su una collina a 252 metri sul livello del mare, San Daniele del Friuli è un comune di 8.013 abitanti con 2 frazioni, Villanova e Cimano, e le località di Aonedis e Soprapaludo. Il centro della città, denominato Colle Massimo e situato geologicamente a ridosso del Monte Terziario di Ragogna, segna il limite occidentale dell'anfiteatro morenico, depositato a nord di Udine dai ghiacciai del Quaternario. La particolare posizione che domina la pianura circostante rende possibile un clima particolare che dona al prodotto locale di fama internazionale, ossia il prosciutto, il suo sapore unico e inconfondibile, conosciuto in tutto il mondo. A poca distanza dal colle, inoltre, le limpide acque del tagliamento sono la naturale dimora di quella che è stata ribattezzata la regina di San Daniele, la trota, allevata, lavorata in modo artigianale e quindi commercializzata. Le origini della città, che il 28 agosto festeggia secondo calendario patriarchino il suo patrono, il profeta vissuto nel VI secolo a.C., non sono mai state chiarite del tutto. Recenti scoperte archeologiche documentano la presenza umana almeno dall'800 a.C. Diventato pubblico mercato nel 1139, il più importante del Friuli dopo Aquileia e Cividale, il libero comune aveva voce nel Parlamento della patria del Friuli. La città fu poi occupata temporaneamente nel 1309 da Rizzardo da Camino, d'intesa col conte di Gorizia, riconquistata dagli udinesi, a cui la tolsero i duchi d'Austria. Nel 1420 passò sotto il dominio veneziano, divenendo assieme ad Aquileia e San Vito feudo patriarcale e assicurandosi così autonomia e prosperità. Anche la storia dunque spiega le particolarità di un centro che si è sempre distinto per l'impegno culturale e ha anche dato il suo nome al pittore Pellegrino da San Daniele, vissuto tra il 400 e il 500, che in realtà si chiamava Martino da Udine. Come altri centri friulani partecipò poi ai moti risorgimentali e nel 1866 venne annessa al Regno d'Italia. Eccoci di nuovo in diretta da San Daniele, presentiamo un'altra associazione, Arte Ricamo, con la presidente Antonella. L'obiettivo è quello di avvicinare le più piccole a questo mondo che difficilmente magari le bambine d'oggi si avvicinano. Contrariamente a quello che si pensa, la nostra attività è rivolta proprio alle bambine. In effetti abbiamo più bambine e ragazzine iscritte che adulte, nonostante abbiamo alle spalle 5 anni di attività, però siamo riusciti a creare un bellissimo gruppo, quindi partono da zero, imparano a fare qualcosa, però poi il bello è ritrovarsi il pomeriggio fra amiche della stessa età e quindi è molto piacevole. Il nostro lavoro, oltre che a San Daniele, anche in altri posti, è proprio rivolto alle bambine. Ecco. Questo è un lavoretto che ha fatto lei? Sì, esattamente, anche perché per autofinanziarci dobbiamo comunque fare delle cose da vendere per pagare l'affitto della stanza, luce, riscaldamento. Voi avete sede a San Daniele, si avvicinano i giovani, le ragazzine del posto di San Daniele oppure anche di zone limitrofe? Anche di zone limitrofe, sì, copriamo un bel territorio perché da Maiano, Colloredo, Dignano ci sono un po' tutti i paesi interessati, anche perché ci eravamo appoggiati alla scuola elementare e quindi ci hanno mandato un po' di bambine il primo anno e adesso un po' col passaparola arrivano, insomma. È un'attività solo per bambine o anche per maschietti? Allora, all'inizio avevamo anche 2 bravissimi ragazzi, però poi raggiunta l'età dell'adolescenza hanno mollato, ecco. Però erano molto bravi, veramente molto bravi, però insomma, poi quando cominciano a crescere
non vengono più, dai. Però è bello riscoprire la manualità in un momento in cui si parla solo attraverso i telefonini, riscoprire anche la manualità e magari stare assieme in comunità e parlare facendo questi lavoretti è bello. È bellissimo anche perché quando cominciano ad avere 10-12 anni cominciano i primi problemi, per cui è bello anche per noi adulti comunque sentirli, parlare così. Comunque adesso preparano i lavoretti per le insegnanti, a Natale il regalino per la famiglia, quindi insomma piacevole lavorare con loro. Ci sono richieste al momento? Noi abbiamo di media una ventina di ragazzine iscritte, però siccome non sono dei corsi predefiniti vengono quando possono, quando sono libere dalle attività sportive, per cui ruotano un pochino, ma di media ne abbiamo una decina ogni giovedì. Però credo che sia interessante entrare nelle scuole però. Certo, nelle scuole, ma anche nella famiglia vera e propria, perché purtroppo ci sono tante famiglie che hanno grossi problemi e quindi cerchiamo di andargli incontro. Dove ci sono problemi di natura economica cerchiamo di non far pagare la quota di iscrizione, il materiale solitamente non lo facciamo pagare mai, raccogliamo i fondi proprio con queste manifestazioni, con qualcosa che facciamo. Per chi fosse interessato, fosse appunto all'ascolto e volesse contattarvi, c'è la possibilità di contattarvi attraverso il sito internet? Allora, noi non abbiamo un sito internet, noi siamo in via Garibaldi e possono venire, anche fare una prova 2 o 3 volte così, insomma. Noi aspettiamo tutte le bambine, dalle 6 ai 12 anni è l'età ideale per cominciare. Così. Va bene. Ringrazio la Presidente Antonella dell'Associazione Arte Ricamo. Bambine, avvicinatevi alla manualità, ritorniamo un po' ai vecchi tempi perché è davvero bello riscoprire un po' quello che facevano le nostre nonne. In effetti tutte quando arrivano la mamma dice ma io ho fatto dalle suore, oppure la nonna, qualcuno, cioè soprattutto la mia generazione ha imparato in famiglia, insomma, così. Bene, grazie mille e complimenti. Grazie, anche a voi, buon lavoro. Andiamo in pubblicità, poi ritorneremo in diretta da San Daniele. Il campanile della domenica in diretta da San Daniele per questa 34esima edizione di Aria di Festa. Tante le persone che arrivano anche da fuori regione. Questo gruppo arriva direttamente da Padova. Tu ti chiami? Daniele. Erika. Alessio. Cristian. Cristian, per te è un ritorno qui a San Daniele? Per me è un ritorno dopo tanti anni. Ecco, sei tornato, vuol dire che ti hai ritrovato bene? Sì, diciamo che il prosciutto di Parma qui, come lo fa la San Daniele, è veramente ottimo. Dai, il prosciutto di San Daniele l'avete finito praticamente, divorato. Abbiamo già finito, adesso andremo a prendere altro. Ecco, ma venite qua a mangiare il prosciutto, a bere anche il buon vino friulano però, o birra? Siamo partiti con la birra, però finiremo sicuramente col vino friulano. San Daniele vi piace? Era per voi la prima volta? Sì. Parlatemi anche un po' di San Daniele, insomma, è uno dei posti più belli, esatto, è uno dei posti più belli del Friuli Venezia Giulia. Guarda, io è la prima volta che sono venuto qui e dal primo giro mi sembra un bel posto, un bel borgo storico e quindi poi nel pomeriggio approfondiremo la conoscenza. Oltre che del prosciutto anche delle nostre località, in primis San Daniele, però abbiamo anche il Colore di Montalbano, c'è il castello, cioè davvero ci sono dei bei posti qui in Friuli Venezia Giulia. Tu del prosciutto cosa mi dici? Buonissimo e sicuramente andremo anche a vedere magari dei prosciuttifici qua in zona che ho visto che c'è la possibilità di visitarli oggi. Portare via anche un po' di prosciutto a Padova. Certo, io sono venuto per questo. Sicuramente io quando vado su determinate località porto sempre a casa qualcosa, dal vino ai prodotti tipici della zona praticamente, che meritano, quindi sicuramente anche da qui senza un pezzo di prosciutto non vado a casa. Senti che padovano, Più o meno. Allora io vi ringrazio ragazzi, quando tornate a Padova stasera? Stasera. Fate un bel giro, tornerete sani e salvi. Portano o torniamo con le nostre gambe, ma torniamo. Eventualmente nel pomeriggio tra stasera su YouTube, Campanile della Domenica, San Daniele Aria di Festa, vi rivedete, quindi anche a Padova vi possono vedere, ok? Buoni veneti e padovani, e viva San Daniele! Viva. Bravi ragazzi, andiamo a vedere un altro contributo filmato per conoscere ancora meglio San Daniele nella storia che abbiamo preparato.
Storicamente terzo mercato regionale per importanza dopo Aquileia e Cividale, San Daniele presenta sin dal basso medioevo tracce di una comunità ebraica che prosperò con alterne vicende fino alla guerra del 15-18 e che conferma l'aspetto cosmopolita della cittadina. Molte di conseguenza le testimonianze artistiche e culturali di livello, a cominciare dalla biblioteca guarneriana allestita con i 173 codici manoscritti donati da Guarnerio d'Artegna alla chiesa di San Michele, comprendenti tra gli altri una rara edizione dell'Inferno di Dante del XIV secolo, la Bibbia levantina e altre opere miniate. Tra gli altri luoghi di interesse il chiostro dell'Ospedale Vecchio che ospita il Museo del Territorio, la chiesa tardogotica di Sant'Antonio Abate, celebre per i suoi affreschi, quelle di Santa Maria della Fratta, Sant'Andrea e San Luca, oltre ovviamente al Duomo di San Michele Arcangelo, dove Giovanni Antonio da Sachis, detto il Pordenone, la personalità più alta del Rinascimento nell'Italia centro-settentrionale, dipinse una Trinità per l'altare. Riconosciuta come la capitale della lingua friulana o la Siena del Friuli, ossia il luogo in cui si parla la variante perfetta della Marilenghe, San Daniele ha dato i natali a numerose personalità della scienza, dell'arte e della cultura, dallo storico Girolamo Sini agli studiosi bibliofili Daniele Farlati, Giambattista Pitiani, Domenico Ongaro, dal cardinale Francesco Mantica a Giusto Fontanini, primo docente di linguistica alla Sapienza di Roma. Da non dimenticare lo scrittore e poeta barocco Ciro di Pers o, per restare ai giorni nostri, la stella della TV e della musica Lodovica Comello. Questi alcuni decenni storici nella scheda curata per noi da Andrea Ioime. Abbiamo visto prima, abbiamo sentito un gruppo di padovani, veneti, adesso è arrivato il momento di sentire una ragazza che però è friulana. Lei di dov'è? Della provincia di Gorizia, di Sagrado precisamente. Bene. Ha mangiato il prosciutto? Sto aspettando mio marito che lo sta portando adesso con mio figlio. Vediamo, era un po' di anni che non venivamo su e avevo piacere di ritornare perché mi piace sia la cittadina qui di San Daniele e l'aria di festa, cioè è bello insomma venire qui ogni tanto a ritornare, ecco. Il prosciutto è buonissimo? È buonissimo, gustosissimo, lo adorano tutti, anche i miei figli e va bene così. È un prodotto sano? Certo, sano, poi si beve un buon bicchiere di vino, tipico del posto, quindi meglio di così si passa una giornata in allegria, insomma, in compagnia, ecco. Buon appetito in attesa del marito che non arriva, ma insomma siamo fiduciosi. Sto aspettando, grazie mille, buona giornata anche a voi. Grazie, adesso vi raggiungo il sindaco che è in attesa di altri sindaci perché appunto dovrebbe arrivare alcuni sindaci che sono nel treno storico. Sì, il treno storico è arrivato, adesso sono imbottigliati nel traffico con le corriere che stanno portando questi turisti qui a San Daniele. Come vedete la piazza brulica e mi dicono che agli stand, soprattutto al castello, c'è il tutto esaurito e quindi una grande manifestazione, un bel evento. La gente risponde bene, molto bene. Anche un gruppo di padovani che sono arrivati qui dopo tanti anni e fanno il tifo per San Daniele, rimarranno fino a questa sera, oltre il prosciutto andranno proprio alla scoperta del territorio di San Daniele, quindi è importante questa manifestazione per promuovere il territorio. Sì, è una grande promozione e anche la presenza dei veneti significa che la pubblicità fatta per il treno di area di festa proprio a Treviso e nell'area del Veneto ha funzionato molto. Ci sono anche tanti tedeschi, l'ho detto prima, e vedo veramente tanta partecipazione. Il prosciutto mi pare che sia eccellente, sono tutti soddisfatti, bene, molto molto bene. Il sindaco dopo 54 giorni dall'elezione è soddisfatto, ma possiamo anche annunciare magari quali saranno le prossime iniziative dopo area di festa.
Beh, adesso noi continueremo a puntare sul turismo, evidentemente ci stiamo dedicando a dei progetti di cicloturismo e il nostro assessore Pilosio, eccoli che sono arrivati invece. Vieni, eccolo qua, lei l'assessore Pilosio. Oh, piacere, l'assessore turismo di San Daniele. Stava lui lanciando alcune iniziative legate al turismo, visto che l'assessore è qui, adesso tanto ci conosciamo in diretta. Allora, abbiamo organizzato questo treno insieme a Gemona, insieme ai regionali, insieme a AFS, Fondazione delle Ferrovie dello Stato, e diciamo che questo treno qua è stato portato per la seconda volta in Friuli, è un treno storico. E cosa posso dire? Posso dire che c'è stato un grandissimo successo, una grandissima adesione di tutte le persone che erano, diciamo, a Treviso, dopo a Budoia, Conegliano, sono tutti molto felici di questa nuova iniziativa che è risultata con molto successo. Hanno trovato una bellissima accoglienza anche a Cornino, dove sono arrivati con il treno, e continueremo su questa strada qua, portando ancora gente, portando ancora turismo e incrementando queste iniziative grazie a tutti quelli che hanno collaborato, compreso Andrea Palese, che è uno dei promotori di queste iniziative da anni, che lavora sui treni, e speriamo di continuare così. Una bella sinergia anche tra comuni. Ringrazio e saluto anche il sindaco di Forgaria nel Friuli Chiapolino, che ci ha mandato le immagini del treno, e ringrazio anche Polese, perché insomma è davvero una bella iniziativa questa, che vi coinvolge e fa sinergia. Siamo arrivati col fiatone, perché ci hanno blindato a Chiapolino, il sindaco Chiapolino ci ha blindato a Cornino, che ci hanno veramente accolti in maniera festosa, e avevamo 230 persone, il treno esaurito già a Conegliano, quindi veramente un grande successo. Devo dire grazie agli amici di San Daniele, che possiamo dirlo, in 36 ore abbiamo bruciato 230 biglietti, quindi grazie veramente all'amministrazione di San Daniele che ci ha creduto in questo progetto, grazie al consorzio, ma soprattutto grazie al territorio. Questa sinergia veramente è positiva e farà di questo progetto non solo una chicca regionale, ma sarà una chicca nazionale, perché la ferrovia storica è una delle 8 più belle d'Italia, e il prossimo calendario, che è un work in progress, diciamo, sarà svelato a breve dai sindaci proprio, sarà proprio una chicca che sicuramente farà meraviglia per gli appassionati e non solo. Questo è un successo di squadra, sindaco, lei è stato bravo a fare squadra. Il gioco di squadra è tutto, e con Palese, ma anche con Revelant, il suo sindaco, e Chiapolino stiamo lavorando su diversi progetti, in particolare su quello che è il turismo. Poi con Gemona abbiamo anche delle vicinanze per quanto riguarda il tipo di problematiche del commercio e quello che riguarda la sanità. Niente, io volevo, prima di salutarvi, dirvi che Aria di Festa finisce domani sera, quindi avete ancora una giornata e mezza per venire qui a San Daniele a visitarci, e noi vi accoglieremo con tutto l'affetto che possiamo e l'attenzione che possiamo darvi. Bene, io ringrazio il sindaco Valent, che ci ha aiutato per l'organizzazione di questa diretta, e tutte le associazioni che hanno partecipato. Complimenti a San Daniele, venite a San Daniele ad Aria di Festa, ma anche dopo Aria di Festa, perché davvero è bellissima, e quindi è bene venire qui a scoprire le eccellenze, le ricchezze del Friuli Venezia Giulia. Grazie a Pietro Valent, sindaco di San Daniele, buon lavoro, buon proseguimento del suo mandato. Grazie mille a tutti voi, un caro saluto e buona domenica. Grazie anche a voi, buona domenica a tutti, buon divertimento. Grazie a Davide Modotto qui con me, la regia di Tommaso Ravvo. Ci vediamo questa sera in diretta a Telefrestate dalle 21, ci sarà Marta Rizzi da Mortegliano, e naturalmente rimanete su Telefriuli con l'informazione dalle 19 in diretta. Buona giornata su Telefriuli, buona domenica. Questa trasmissione è stata offerta da Futuragra,